giovani e un po' meno giovani, voglio insegnarvi una cosa che sarà utile a voi, sarà utile ai vecchi, sarà utile a tutti. Allora, guarda qua, vedi, guarda quanti posti voti, vedi, guarda qua quanti, guarda che roba, guarda che misteri, ok? Adesso a me non interessa assolutamente che uno mi si metta attaccato, lontano, chi mi conosce lo sa benissimo sta roba, però in piena notte, corso io a dormire, ok? Notte poi parcheggiarmi qua attaccato col motore che mi fa casino. Porca puttana, Dio buono. Sto causa Manuel che mi ha fatto un dispetto, ma non credo. Se ci pensi il desiderio è una strada voglia stretta, come diceva il vecchio Bob. E cigaretto che canta le prima mattina il cuore fa vibrare. Oh, continua a dirmi tutti che io ho fame, quindi carelli, mi do sempre da mangiare, ma pasta asciutta mi rifiuta, e sì che non vuoi neanche dire cosa che facevo a pasta asciutta, mi hai fatto rifiutare a pasta asciutta e sì che non stega fame. Ah, l'area camper di Barzi, se a pagamento costa un fottio, però il carico e scarico, almeno quello è gratuito, e comunque un pranzetto qua arriva al lago, vuoi non fartelo? E il pulmino arriva al lago. Dice pranzo e col cazzo che te pago. Porco cane, però adesso mi sono accorto, guarda, questa era la vista da fare, invece no, guarda il singano, occhio che buco il singano, vedi tu? Porco cane, si è messo vista al cimitero. Razzesco che ti fa da lontano, quindi quasi da remoto, il tutorial su come caricare l'acqua. Non credo sia una bella cosa caricare l'acqua. Guarda l'espressione di Francesco, aspetta che ti zoom. Vedi com'è triste, guarda anche la mimica, le cose. Aspetta perché mi sociavo 3 bicchieri di mangiando. Comunque, vedi com'è in qualche modo depresso dal fatto di caricare l'acqua. Quindi quando uno ti spazza che caricare l'acqua è una cosa bella, non dargli retta, perché la verità è questa. Ah, questo cane? Cos'ha questo cane? Sì, questo cane coccoloso. Ah, che fa le cose del coccolamento. Ah, Amy. Ah, Ah. Com'è la codina? È felice la codina? E mi è il Cristo, ale ale, ne sui montagna, ale ale, e i fioretti che tirano le rame, e il lago a sinistra un po' essiccato, e il Cristo che indica e giudica Francesco Peluche. Guarda che bello a sinistra, guarda la galleria. Wow, com'è bello tutto quanto! Guarda, di Francesco che gli si è rotta la luce a sinistra, scrivi in i commenti come son beodo. Che canzone era questa? Quella strana paura di non essere bella. Ma dai, ma che canzone era? Era di Raff. Sai cosa mi piacerebbe tanto? È che non è possibile perché non esiste, avevo già visto il catalogo. Sarebbe di mettere a fianco al Cristo anche Maometto, Buddha, il Krishna, Zarathustra, cioè tutti quei personaggi mitologici che hanno accompagnato l'umanità in questi secoli. Io singanerò, wow, 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 wow. Tu singanerai, ai 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 ai, e una sera bottiglia spaccherò, la 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 la.
Controllo elettronico della velocità, risposta analogica che diceva cagà. Comunque il Golf tamarrone qua, targato CT 902 PP, appena lanciato dal finestrino un pacchetto di gomme. Non mi sembra il caso, contadinotto e nulla a che fare con gli agricoltori, di fare sta roba, a parte che vabbè ti vedo che sei ubriaco scolpo, ma non ha il senso di fare sta roba in un contesto così bello, hai capito? Dove abito oggi? Oggi abito col peluche e abito anche con Mirko, praticamente abbiamo fatto un condominio. Siamo a Cimolais in provincia di PN. Sì, tu dici la Ah, che spettacolo. Sì, no, in nascerà l'area camper, vedi tu? Che razza dei misteri che ne combina. Ah, tu metti a fare una cenetta intima qua in montagna, mezzo in monti, vedi i monti? No, che non ti vede, le buio, solo tu vedi. Cosa italiana proprio a livello globale, cioè globale nazionale. Vero gentile pubblico, no? Anche tu nel tuo paese avrai chi lavora e i 5-6 che guardano, esatto, quello che lavora. I più dopo i pensionati che si zonda e il can che cerca se le a mangiarli. È un disastro qua in Italia, è un disastro. Allora per Olfo e per Luca e anche per Michele, pollo, salsicce, ma soprattutto cimapcici! Cioè, non capivo, bisogna metterli da parte. Sì, mettendo a parte dopo che li portai nel prossimo giorno del mese, San Casso. quando che andai da male. Esatto, il 32 ottobre ti mettevi in frigo. E la cena a casa di Francesco. No, non sono del mare neanche qua, siamo a Cimolais. Ragazzi, fantastico. Il primo capodanno anarchico, fatto anche in compagnia con i miei amici. Cos'è il capodanno anarchico? Come si differenzia dagli altri? Allora, praticamente il capodanno anarchico è un po' come la vita di Singano. Quando tu non insegui certe cose che appaiono belle, ma fai quello che veramente piace a te. Pertanto abbiamo mangiato benissimo, siamo bevuti, siamo stati in compagnia, sono le 10 e qualcosa. Che cazzo se ne incula il capodanno via letto? Sta cagata di dover stare, non è tanto il fatto di stare alzati per aspettare, diciamo, un punto segnato da un orologio, non è tanto quello, è il fatto di essere felici. Cioè, veramente non ho mai capito questa felicità. Cioè, il nuovo anno, Dio caro, è tutto come prima, cioè, perché sei felice? Che cazzo c'è da essere felici? Ogni giorno che passa mi piace di più, soprattutto mi piace pensare che tu, come me, non ti senti mai schiava del tempo e sai essere unica in ogni momento. E perché nei tuoi occhi rivedo me stesso e mi sento già libero di ogni complesso, perché a te non importa di avere difetti, ma ti piaci lo stesso, anche per questo sei bella, come sei bella, vedi come sei bella, nella luce sotto